Si continua a discutere della grave crisi idrica che interessa la nostra provincia, nonostante gli invasi siano pieni, ma esiste un problema finanziario con Siciliacque. Interrogazione parlamentare del capogruppo del PD Catanzaro, 2 aziende zootecniche costrette a sospendere la produzione per mancanza di acqua. Dopo il vertice di ieri in prefettura per la visita del Santo Padre a Lampedusa il prossimo 4 luglio, definito il piano di ordine pubblico, sicurezza e logistica. Appello della CGIL al neosindaco di Agrigento Sodano. Tra le tante priorità c'è quella del polo universitario, necessario per la crescita culturale del territorio. Appello all'unità del centrodestra, arriva dall'onorevole di Fratelli d'Italia Pisano. Il prossimo 9 luglio il commissario di Forza Italia regionale, l'onorevole Minardo, sarà ad Agrigento per incontrare i quadri del partito. I carabinieri del nucleo investigativo hanno dato esecuzione a un ordine di arresto verso un favarese già detenuto in carcere. Continuano le truffe sul falso carabiniere, 2 a Favara nel giro di 24 ore. Arrestato un 17enne tunisino per una lite nel centro storico di Agrigento. Furti di rame in zona Asi a 3 aziende del luogo. Novità in casa Acragas, si accendono le luci all'Esseneto. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi sabato 20 giugno. Il problema della distribuzione idrica sta creando numerose problematiche ai cittadini di Agrigento e della provincia per via della mancata erogazione dell'acqua. Su tale vicenda, sollecitato dai colleghi della stampa, è intervenuto Fabio Siciliano, responsabile della protezione civile, e Dalina Nobile, responsabile dell'AICA, il servizio. Il problema della distribuzione idrica in provincia sta creando numerose problematiche ai cittadini per via della mancata erogazione dell'acqua. Su questa vicenda, sollecitato dai colleghi della stampa, è intervenuto Fabio Siciliano, responsabile della protezione civile. La gestione dell'acqua non si fa in estate, ha affermato Siciliano, l'emergenza si gestisce durante i mesi invernali e quindi adesso si lavora. La gestione dell'acqua del territorio ovviamente è del territorio. Io faccio un ragionamento di carattere più generale nella mia ovviamente figura di commissario straordinario per la scarsità idrica. È necessario che le reti idriche siano messe a regime, è necessario ovviamente che l'acqua, che quest'anno come diceva è un po' più di quella dello scorso anno, e ci fa piacere, ma la gestione ordinaria dell'acqua non può essere dipendente dal fatto che ci siano o meno risorse e che la pioggia cada. Va fatta in maniera strutturale, l'organizzazione che ci si sta dando va proprio in quella direzione, nella consapevolezza che la gestione idrica è una gestione complessa e complicata, tutti devono fare la propria parte, ovviamente la struttura commissariale che in questo momento sta lavorando in maniera molto importante in stretta sinergia con la regione siciliana e le province e i territori, ma anche i cittadini che ovviamente debbono da un lato avere un po' di pazienza, ma tanta ne hanno avuto in questi anni, 40 anni. Nella consapevolezza però che, come dico sempre io, la gestione dell'acqua non si fa di estate, l'emergenza si gestisce durante i mesi invernali e quindi sicuramente adesso si lavora, come è ovvio, purtroppo in contingenza e ci auguriamo che nel volgere di qualche mese la soluzione strutturata e organizzata venga messa a terra. I sindaci nei giorni scorsi, i sindaci della provincia di Agrigento hanno minacciato di togliersi la fascia e di mettersi tutti perché non possono più far fronte appunto a questo problema. La regione siciliana è un po' assente. Secondo lei cosa si potrebbe fare? Ma la gestione della regione siciliana, come vi dicevo prima, in realtà è presente con l'ente gestore di Siciliacque, che è ovviamente questa società partecipata privato-pubblico con la compartecipazione importante della regione siciliana. Il discorso è legato essenzialmente alla conservazione dell'acqua che cade e alla distribuzione. Allora, le reti, è inutile nasconderci dietro un dito, sono reti che per diversi decenni non sono state manutenute
attraverso delle modalità di gestione localistiche che ovviamente non hanno messo al centro quella che è l'attività di produzione e di trasformazione, di trasferimento e di trasporto dell'acqua. Io una cosa tengo solo a dire, che acqua pubblica non significa acqua gratuita, cioè l'acqua non può essere gratuita perché la gestione di chi pompa acqua e chi trasporta acqua fino ai rubinetti delle case di ciascuno dei cittadini dei territori non può essere gratuita perché ha un costo, e il costo deve essere ovviamente sostenuto dalla collettività. E sulla quantità di acqua in arrivo all'AICA, la Presidente Nobile ha diffidato Sicilia Acque a erogare 70 litri di acqua promessi da Sicilia Acque. Per quanto riguarda Agrigento, la propria provincia, i sindaci hanno minacciato di togliersi tutti la fascia se Sicilia Acqua non interviene a suo aiuto. Anche su questo abbiamo un importante aggiornamento. Noi ieri abbiamo formalmente diffidato Sicilia Acque ad erogarci entro questa mattina i 60 litri promessi, 60 litri che non erano stati erogati fino a questo momento, e stamattina sono stati erogati. Quindi la nostra modalità operativa, che purtroppo non volevamo portare avanti, ha portato al risultato atteso. Quindi 60 litri stamattina sono arrivati, Agrigento ha i 60 litri promessi, ma il 1° luglio, se non ci saranno i 110 litri che anche lì erano stati promessi, andremo avanti per le vie giudiziarie, come abbiamo detto. Auspichiamo che ciò non accada, però stamattina i 60 litri ci sono, quindi l'obiettivo è stato raggiunto. Sapete da quanto tempo c'era questa fornitura ridotta? Sì, nell'immediatezezza. Noi quando abbiamo chiesto la risorsa eravamo a fine maggio, quindi già ai primi di giugno volevamo questa risorsa aggiuntiva. E in realtà un'altra cosa importante, noi abbiamo chiesto la documentazione relativa ai lavori sul Fanaco. Abbiamo chiesto questo perché sono stati creati dei disservizi a tutti i cittadini, disservizi per i quali noi ribalteremo tutti i costi su Sicilia Acque, perché non è un disservizio causato dal gestore, e vogliamo vedere tutto l'incartamento per comprendere questi lavori, quando sono stati effettuati, come sono stati effettuati, per dare una corretta informazione agli utenti, perché è doveroso. E sul problema della mancanza di acqua interviene oggi l'onorevole Michele Catanzaro, capogruppo del PD all'Ars. Presenterò un'interrogazione urgente per una situazione gravissima. 2 aziende zootecniche del comprensorio montano agrigentino sono state costrette a sospendere la produzione per l'assenza totale di approvvigionamento idrico, una denuncia di una gravità inaudita, confermata da lettere ufficiali che documentano la chiusura delle strutture produttive, è l'ennesima prova di una programmazione inesistente e di una mancanza di attenzione verso le attività produttive. È inaccettabile, afferma Catanzaro, che con invasi pieni e piogge abbondanti un territorio non riesca a garantire l'acqua necessaria alle imprese che rappresentano un pezzo fondamentale dell'economia locale. Qui non siamo davanti a un imprevisto, ma al fallimento di un sistema che continua a lasciare soli agricoltori e allevatori. La solidarietà dei comuni, conclude Catanzaro, non può sostituire le responsabilità della Regione siciliana. Chiederò chiarimenti immediati su responsabilità, misure urgenti e ristori per le aziende danneggiate. Il vertice di ieri alla prefettura di Agrigento ha definito il piano di ordine pubblico, sicurezza e logistica per l'imminente visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa, programmata per il prossimo 4 luglio. Il servizio. Il vertice che si è tenuto ieri presso la prefettura di Agrigento ha definito il piano di ordine pubblico, sicurezza e logistica per l'imminente visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa, programmata per il 4 luglio. I dettagli chiave emersi dell'incontro includono vari punti. Al tavolo del comitato provinciale hanno preso parte il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, il prefetto della Protezione Civile Renato Ciciliano, incaricato dal Consiglio dei Ministri per la gestione straordinaria dell'evento. Notevole sarà il dispiegamento delle forze armate che, con la massima allerta per la gestione delle migliaia di fedeli e delle pellegrini attesi, con un piano di sicurezza integrato che coinvolge la polizia, i carabinieri, la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto. Sulla gestione sanitaria e protezione civile sono stati predisposti protocolli di emergenza sanitaria e di afflusso e deflusso, con il coinvolgimento del Dipartimento regionale per gestire i notevoli flussi di persone che arriveranno sull'isola.
Il programma papale prevede l'atterraggio nella mattinata per una visita che toccherà i luoghi simbolo del dramma e dell'accoglienza. Sono previste tappe al cimitero, alla Porta d'Europa e al Molo Favarolo, con la benedizione della targa che intitola il Molo a Papa Francesco. Quindi alle 10:30 la celebrazione della Santa Messa. Al termine il Papa saluterà le autorità presenti, i bambini, i malati e i volontari. Quindi alle 12:30 il decollo dall'isola. Ma come si sta preparando Lampedusa all'arrivo di Papa Leone XIV? Lo abbiamo chiesto al primo cittadino mannino e al capo della protezione civile siciliano. Ma poco fa diceva al tavolo, spesso e volentieri si viene qui in prefettura per parlare, tra virgolette, di cose brutte, di emergenza. Adesso insomma invece ci stiamo preparando ad una cosa bella. Lampedusa naturalmente continua a rimanere terra di frontiera, ma nello stesso tempo terra di umanità. È cambiata nell'approccio che si ha nell'affrontare appunto la questione migratoria, perché adesso c'è una gestione strutturata e penso che questo insomma in qualche modo ci venga riconosciuto anche dal Santo Padre, che insomma l'isola continua a rimanere, dicevo, questa terra di umanità, e in qualche modo viene a ringraziare quello che da sempre fa questa terra, questo piccolo scoglio in mezzo al Mediterraneo, salvare vite. Noi siamo un po' come una zattera in mezzo al mare, per cui è questo necessariamente il ruolo che deve avere la nostra terra. Il secondo Papa che viene a Lampedusa, è un orgoglio per l'isola. Assolutamente sì, è il secondo Papa che viene a Lampedusa e che peraltro Papa Francesco sarà ricordato con l'intitolazione del Molo Favaloro che appunto faremo ad un altro Papa che è stato sulla nostra isola. L'isola naturalmente è molto emozionata per questa visita, tutti ci stiamo mobilitando, c'è una grande sinergia tra la prefettura e il governo regionale che sin da subito ha sposato questa iniziativa. Adesso si aggiunge un ulteriore supporto dal governo nazionale, speriamo che tutto riesca per il meglio. Che è stato organizzato qui in prefettura, alla presenza anche del capo di gabinetto del Ministro dell'Interno, per sottolineare quanto fosse e quanto è importante ovviamente la corretta organizzazione di questo evento, come ovviamente di tutti quanti quelli che interessano la presenza di Sua Santità Papa Leone XIV. Per quanto riguarda Lampedusa è ovvio ed è di tutta evidenza che ci sono delle complessità in più legate all'insularità ma anche alla distanza, e quindi è stato necessario puntualizzare e mettere a fattore comune quelle che sono le particolari esigenze per questo evento epocale, e che ovviamente va previsto anche fin nei minimi particolari per evitare di dover gestire l'imprevisto in situazioni di emergenza. Un appello al sindaco di Agrigento sul polo universitario arriva dal segretario della CGIL Alfonso Buscemi. Sindaco, tra le numerose priorità che richiedono attenzione in questi primi giorni del suo mandato, riteniamo debba trovare posto anche la situazione del Consorzio Universitario Empedocle, una realtà strategica per il futuro della città e dell'intero territorio provinciale. Il servizio. Un appello al sindaco Sodano sul polo universitario arriva oggi dal segretario della CGIL di Agrigento Alfonso Buscemi. Tra le numerose priorità che richiedono attenzione in questi giorni del suo mandato, riteniamo debba trovare posto anche la situazione del Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento. Come è noto, il Consorzio arriva da una lunga fase di sostanziale blocco della governance, determinato da divisioni e contrapposizioni interne ai partiti del centrodestra che governano la regione siciliana. Una situazione che ha prodotto ritardi, incertezze, un progressivo indebolimento della capacità di programmazione e di intervento dell'ente. In questo contesto, afferma il segretario Buscemi, ha destato non poche perplessità la scelta effettuata dal Comune di Agrigento prima della sua elezione di nominare quale vicepresidente del consorzio un rappresentante riconducibile a Forza Italia, un ottantenne residente a Roma, mentre gli altri due componenti del Consiglio di amministrazione risiedono a Palermo. Una circostanza che appare difficilmente compatibile con l'esigenza di una presenza costante e operativa sul territorio agrigentino,
Forse non è un caso che tra i primi provvedimenti adottati dal nuovo Consiglio di amministrazione vi sia stata l'approvazione di un regolamento che disciplina i rimborsi per i viaggi e pernottamenti sostenuti dai componenti degli organi di governance per raggiungere Agrigento dalle rispettive città di residenza. È facile immaginare quali possono essere i costi di tale impostazione organizzativa, ma ancora più preoccupante, continua Buscemi, è il rischio che l'assenza di una presenza stabile si traduca in un ulteriore abbandono del consorzio e del polo universitario. Tutto ciò avviene in una fase delicata. Al polo universitario vi è una presidenza che non riceve le organizzazioni sindacali, che non interviene rispetto alle numerose segnalazioni riguardanti le difficoltà quotidiane vissute dagli studenti, dalle famiglie e dal personale tutto. A ciò si aggiunge il silenzio del rettore dell'Università di Palermo, anch'egli operante da lontano, che non ha dato riscontro alle richieste e segnalazioni avanzate dall'organizzazione sindacale. Per queste e tante altre ragioni le chiediamo di intervenire con urgenza valutando la nomina di un vicepresidente che sia realmente nelle condizioni di frequentare con continuità la sede di Contrada Calcalera, di confrontarsi direttamente con gli studenti, con le famiglie, con il personale. Agrigento ha bisogno di una figura presente, autorevole e competente che consideri l'università una priorità strategica per lo sviluppo di Agrigento e che abbia l'orgoglio e la determinazione di rappresentarne gli interessi con un impegno quotidiano. Siamo certi, conclude Buscemi, che la questione che le sottoponiamo le stia particolarmente a cuore e confidiamo in un suo tempestivo intervento affinché il polo universitario di Agrigento possa tornare a essere un presidio di crescita culturale, sociale ed economica a servizio del territorio. Passiamo dalla politica. Sull'unità del centrodestra interviene oggi l'onorevole Calogero Pisano di Fratelli d'Italia, che dichiara: le recenti elezioni comunali devono indurre tutti noi a una riflessione seria, responsabile e soprattutto orientata all'interesse dei cittadini. Quando il centrodestra si presenta diviso, il risultato è sotto gli occhi di tutti, quando invece unito, compatto e coeso ha sempre dimostrato di essere una forza vincente e capace di governare con efficacia. Calogero Pisano lancia un appello alle forze politiche dell'area moderata di centrodestra. Desidero innanzitutto, continua Pisano, riconoscere il grande lavoro svolto dal commissario regionale del partito, onorevole Luca Sbardella, che fino all'ultimo istante ha profuso ogni sforzo possibile per evitare la frattura del centrodestra e mantenere unito uno schieramento che rappresenta la maggioranza dell'elettorato agrigentino, un impegno generoso e responsabile che merita di essere evidenziato. E il prossimo 9 luglio il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, onorevole Nino Minardo, sarà ad Agrigento per incontrare il partito provinciale. L'incontro di Agrigento rientra nel percorso di confronto territoriale avviato dall'onorevole Minardo nelle diverse province siciliane. Sulla venuta di Minardo ad Agrigento interviene oggi l'onorevole Margherita La Rocca Ruvola affermando: esprimo apprezzamento per la visita annunciata del commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo, ad Agrigento, dove troverà un partito forte e radicato nel territorio. Durante la riunione del gruppo dei deputati di Forza Italia all'Asse, ieri ho incontrato Minardo e abbiamo discusso di questo appuntamento del prossimo 9 luglio, in cui incontrerà i quadri del partito, il primo di una serie di incontri che terremo nell'Agrigentino. La presenza del commissario, conclude l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, sancisce il lavoro di raccordo e unità che da tempo portiamo avanti, un partito che parla una sola lingua e non ha succursali. Passiamo adesso alla cronaca. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Agrigento hanno dato esecuzione a un'ordinanza del Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, nei confronti di Monreale Giuseppe di Favara, detenuto per altra causa, che nel medesimo contesto investigativo lo scorso 13 gennaio aveva portato all'esecuzione di una misura cautelare in carcere nei confronti di Giuseppe Grazzonelli. Il servizio.
I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Agrigento hanno dato esecuzione a un'ordinanza del Tribunale di Palermo, sezione per riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti di Giuseppe Morreale di Favara, detenuto per altra causa. Il provvedimento si inserisce nel contesto investigativo che lo scorso 13 gennaio aveva portato all'esecuzione di una misura cautelare in carcere nei confronti di Giuseppe Grassonelli nell'ambito di un'attività di indagine svolta dal nucleo investigativo del reparto operativo dei Carabinieri di Agrigento e diretta dalla Procura della Repubblica di Palermo, direzione distrettuale antimafia. La misura oggi è stata eseguita disposta a seguito dell'accoglimento da parte della Corte di Cassazione, seconda sezione penale, dell'appello proposto dal pubblico ministero che con conseguente applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato per i reati contestati nel procedimento. Secondo la ricostruzione investigativa, l'uomo in corso con Grassonelli Giuseppe avrebbe posto in essere atti reiterati di intimidazione mediante chiamate audio e messaggi contenenti minacce esplicite aggravati dall'utilizzo del metodo mafioso nei confronti di un soggetto residente in Germania al fine di ottenere la somma residua di 6.000 euro ritenuta parte del corrispettivo versato per commettere un omicidio poi rimasto ineseguito. In una precedente fase della medesima attività investigativa, per i militari del nucleo investigativo avevano tratto in arresto un uomo di Porto Empedocle, trovato in possesso nel corso di una perquisizione domiciliare di una pistola semiautomatica Beretta 96 Combat calibro 40 con matricola Brasa, un caricatore con 11 cartucce dello stesso calibro e una maschera in plastica raffigurante il volto di Salvatore Dalì, elementi ritenuti riconducibili al proposito omicidiario poi rimasto ineseguito. Nel corso di ulteriori perquisizioni erano stati altresì rinvenuti e sottoposti a sequestro 2 pistole, rispettivamente calibro 22 e una 38 Special, sempre con matricola Brasa quest'ultima, nonché munizionamento vario. L'esecuzione del provvedimento cautelare odierno costituisce pertanto uno sviluppo ulteriore dell'attività suddetta investigativa, confermando la continuità dell'azione di contrasto dell'Arma dei Carabinieri nei confronti di gravi condotte intimidatorie riconducibili a contesti di criminalità organizzata. 2 truffe con le modalità del finto carabiniere nel giro di 24 ore sono avvenute a Favara. Nell'ultimo episodio, in ordine di tempo, la vittima è un anziano. La sua auto è stata utilizzata per una rapina commessa ad una gioielleria. Dobbiamo controllare i preziosi e i soldi in suo possesso. Questo è quello che un ottantenne si è sentito dire telefonicamente da un individuo che si è spacciato per carabiniere. Alla porta di casa del pensionato. Poco più tardi si è presentato un complice cui ha consegnato monili d'oro per un valore di circa 5.000 euro e 8.000 euro in contanti. A dire dello sconosciuto, i gioielli sarebbero stati fotografati, confrontati con quelli rubati e poi riconsegnati se non c'entravano nulla con la rapina. L'inganno è stato scoperto poco dopo, nessuna rapina e meno che mai nessun coinvolgimento dell'auto dell'uomo in fatti delinquenziali. Quando l'ottantenne lo ha appurato non ha potuto far altro che correre dai carabinieri, quelli veri, della tenenza di Favara e presentare una denuncia a carico di ignoti per l'ipotesi di truffa. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per tentare di identificare i malviventi che hanno raginato il pensionato di Favara. E nel corso di un litigio scoppiato per futili motivi ha minacciato la compagna puntandole un coccio di vetro e all'intervento dei poliziotti ha aggredito e minacciato con una bottiglia di vetro rotta gli agenti. Il protagonista del parapiglia è stato un 17enne di nazionalità tunisina, domiciliato ad Agrigento senza non poche difficoltà. È stato bloccato e arrestato, deve rispondere ora dei reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e maltrattamenti contro familiari o conviventi. Giovane, dopo le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno presso
Il Tribunale per i minorenni di Palermo è stato portato al centro di prima accoglienza della struttura penitenziaria Malaspina. Il grave episodio si è verificato in un'abitazione del centro storico della città dei Templi, coinvolta anche una coppia di giovani conviventi. Il 17enne, alla vista della polizia, ha reagito anche contro di loro, prima cercando di colpirli con una bottiglia di vetro rotta, poi aggredendole a calci e pugni. Gli agenti in poco tempo sono riusciti a bloccare l'esagitato. Ladri in azione nella zona industriale Asi di Agrigento, in territorio di Aragona, messi a segno 3 furti in altrettante aziende. I malfattori hanno portato via rame, alluminio, TV color, casse e un furgone. L'ammontare dei danni è ancora in corso di quantificazione. Da una prima stima circa 30.000 euro. Da una ditta di rifiuti sono stati sottratti 600 kg di rame e alluminio. Da un'azienda specializzata nella produzione di prodotti ittici affumicati rubati 100 metri di cavo e rame. Infine, da un'impresa che si occupa di spettacolo e animazione, portati via 15 televisori da 55 pollici, 4 casse acustiche e un furgone Iveco Daily. I proprietari delle attività lavorative, dopo la mala scoperta, hanno formalizzato la denuncia di furto a carico di ignoti ai carabinieri della stazione di Aragona. Le vittime sono 3 imprenditori, un 64enne di Aragona, un 36enne di Favara e un 53enne di San Giovanni Gemini. I militari hanno avviato le indagini per cercare di identificare i responsabili. Si è allontanato dalla sua abitazione dove si trovava il regime di detenzione domiciliare e lo ha fatto dopo aver rotto il braccialetto elettronico. Un 36enne di Canicattì, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di evasione. Quando i militari della radiomobile della compagnia di Canicattì sono arrivati a casa dell'uomo per una verifica, non lo hanno trovato. Sul pianerottolo della palazzina c'era il braccialetto danneggiato. Il 36enne poco dopo è stato rintracciato, bloccato e arrestato e dopo le formalità di rito è stato portato alla casa circondariale di Lorenzo di Agrigento. L'Africa Atlantica come spazio di futuro e come nuova piattaforma di cooperazione tra Europa, Mediterraneo e continente africano è il tema al centro di un incontro che si è svolto a Palermo, organizzato dall'Università LUMSA, dal Consolato Generale del Marocco a Palermo e dalla LUMSA University Africa Center, i colleghi di Palermo. È un incontro che fa seguito ad un'altra manifestazione che abbiamo organizzato qua a Palermo come l'UMSA University Africa Center e come sede LUMSA di Palermo nel dicembre scorso. Quindi a dicembre abbiamo fatto un evento con i giovani di Confindustria siciliani. Il titolo era Lavorare in Africa non è un'impresa, quindi diciamo un gioco di parole ma che tende a sottolineare quanto sia importante il lavoro delle piccole e medie imprese nel loro allargare gli orizzonti verso questo grande continente, perché poi parliamo di Africa, in realtà dovremmo parlare di più Afriche. E noi abbiamo molto chiaro un asse sul quale si lavora, che è l'educazione, formazione, competenze, lavoro, crescita. Perché l'obiettivo finale di tutti noi è la crescita. On organise aujourd'hui la conférence Afrique Atlantique, espace de futur et vecteur de coopération africaine, une thématique qui concerne un espace aujourd'hui de plus en plus stratégique, qui est l'Afrique Atlantique, qui est au cœur de la stratégie marocaine, un espace aujourd'hui très prometteur. Le rôle du Maroc il est de par sa position géographique, c'est un pont entre l'Europe et l'Afrique. Il est arrimé sur la Méditerranée, mais à travers sa façade atlantique, il est également un pont d'entrée vers l'Afrique. Donc son rôle, il est à cheval entre l'Europe et l'Afrique. C'est ce qui fait justement sa singularité en tant que pont naturel entre l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique. Linea alla regia per la pubblicità. E l'estate sta per entrare nel vivo, ce ne parlano meglio i colleghi di Messina.
Con l'arrivo della bella stagione e l'innalzarsi delle temperature, l'estate si prepara a entrare nel vivo, portando con sé aspettative, progetti e interrogativi che puntualmente accompagnano la stagione più amata dell'anno. Dalle località turistiche alle città, dalle attività economiche alle famiglie, cresce l'attenzione verso ciò che i prossimi mesi saranno in grado di offrire. Come ci si prepara ad accogliere la stagione estiva? Quali saranno le prospettive per il turismo, il commercio e il tempo libero? Sono questi alcuni degli interrogativi più ricorrenti che animano il dibattito tra operatori del settore e cittadini. Le previsioni indicano una stagione caratterizzata da una forte voglia di socialità e di esperienze all'aria aperta. Spiagge, montagne, città d'arte e borghi storici si candidano a essere tra le mete preferite di milioni di viaggiatori italiani e stranieri, pronti a riscoprire il territorio e le sue eccellenze. Particolare attenzione è rivolta al comparto turistico, che rappresenta uno dei principali motori economici della stagione. Albergatori, ristoratori e gestori di stabilimenti balneari stanno completando gli ultimi preparativi per accogliere i visitatori nel migliore dei modi, puntando su servizi di qualità, sostenibilità e valorizzazione delle tradizioni locali. Per molti cittadini l'estate rappresenta soprattutto un momento di pausa, relax e condivisione. Le vacanze, i soggiorni brevi, le giornate al mare o in montagna e le serate all'aperto costituiscono occasioni preziose per ritrovare benessere e serenità dopo i ritmi intensi dei mesi invernali. Mentre la bella stagione si appresta dunque a entrare nel suo periodo più intenso, cresce l'attesa per un'estate che si preannuncia ricca di opportunità, eventi e momenti di aggregazione. Le aspettative sono alte e la speranza comune è che i prossimi mesi possano offrire non solo svago e divertimento, ma anche nuove occasioni di crescita economica e sociale per i territori. L'estate è pronta a iniziare il suo viaggio. Cittadini, imprese e istituzioni si preparano ad accoglierla con entusiasmo, consapevoli delle sfide ma anche delle grandi potenzialità che questa stagione porta con sé. E da ieri 19 giugno fino al prossimo 22 si terrà a Cammarata la mostra fotografica Punti di Vista di Rosario Tuzzolino in collaborazione con Duilio Panepinto. L'evento avviene in concomitanza con la festa del Santissimo Crocifisso degli Angeli. La mostra rappresenta un tributo alla memoria di Rosario Livatino, scomparso tragicamente nel 1990. Passiamo ora alle notizie sportive con questo servizio di Carmelo Lentini che ci parla delle novità in casa Akragas. Intanto si accendono le luci al campo Esseneto di Agrigento. Sono giorni frenetici in casa Akragas per costruire il futuro per la prossima stagione agonistica. Con il ritorno in sede del presidente Salvatore Laporta si stanno intrecciando incontri societari, all'opera tutta la vecchia dirigenza con a capo il direttore generale Giancarlo Rosato. Nodo principale da sciogliere è la scelta del prossimo DS. A dire il vero, nelle scorse settimane c'era stato un primo approccio con l'agrigentino Ernesto Russello, ma poi si era rinviato tutto in questa settimana. Tra l'altro il mercato è entrato nella sua fase cruciale e molti addetti ai lavori devono dare delle risposte concrete, per cui occorre fare presto e anche bene. Ci sono ottime possibilità che entro questa settimana venga tracciata la strada per il prossimo torneo di eccellenza. Intanto i tifosi della Curva Sud, in previsione della prossima stagione, hanno iniziato ad organizzarsi con la nascita di nuovi gruppi a supporto della squadra. Intanto nel prossimo mese di luglio 2026 si accenderanno le luci dello stadio Esseneto, almeno così si dice e si spera. In questi giorni è arrivato l'ultimo pezzo mancante per la piena funzionalità delle Torri Faro, la centralina. Una squadra specializzata poi nei prossimi giorni provvederà ai vari collegamenti con l'energia elettrica, un collaudo propedeutico per testare l'intero impianto. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono visionare inoltre sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi, vi auguriamo un buon fine settimana.